Cassieri ed impiegati di banche ed uffici postali della Marca chiamati a vigilare sugli anziani che prelevano contanti, fornendo indicazioni e consigli su come evitare di diventare facili prede di scippatori e borseggiatori. Dopo la rapina all'anziana in via Cacciatori del Sile si è riunito in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che, a fronte di un aumento di questo tipo di reati, ha deciso di chiedere la collaborazione di banche e poste. Ci siamo confrontati con tutte le forze di polizia, abbiamo visto che negli ultimi tempi questo tipo di reato è diventato un po' più frequente, quindi ho ritenuto opportuno anche adottare questa misura. Del resto non è solo riferito alle aggressioni che potrebbero ricevere le persone anziane, le fasce più deboli, ma anche riferito a eventuali truffe di cui potrebbero essere vittime. Gli impiegati forniranno dunque indicazioni su come proteggersi dai delinquenti, ma dovranno anche avere un occhio di riguardo per le persone deboli. Affinché gli anziani che fanno prelievi in contanti oltre determinate cifre, che vengano ovviamente loro stessi invitati ad accorgimenti, ad allertare le forze di polizia qualora dovessero notare persone sospette che li avvicinano o che li seguono. L'Associazione Bancaria Italiana, come le poste, hanno accolto positivamente le richieste avanzate dalla Prefettura. Se è un'opportunità utile affinché questi fenomeni vengano attenuati, possiamo renderci disponibili. L'appello, favorito tra l'altro dal decreto Monti sulla non erogabilità in contanti di cifre superiori ai 1.000 euro, è quello di utilizzare il denaro contante il meno possibile, ed i dati degli uffici postali della Marca confermano come gli stessi anziani si stiano abituando a nuovi sistemi di pagamento. L'anziano si tutela accreditando su libretto o su conto i suoi emolumenti, e questo abbiamo visto un aumento di aperture di libretti e di conti legato proprio a questa esigenza.